7 cavalli a 1660, 1 a 1680, cavalli di categoria G al primo nastro e al secondo nastro, partenza qui davanti alle tribune. Con l'1 Simia Spritz, Maria Giovanna Bortolanza, 2 Rob Mabel, Gianvito D'Ambroso, 3 Trenastrix, Gabriele Ballotta, 4 Tommy Antonio Greppi, 5 Saxa S, Roberto Andraghetti, 6 Rita Disgrey, Francesco Virzì, 7 Naxos, Giuseppe Piano ad Tutino. entrare, per favore. A 1680, 8 nastro, Sharon Pride, l'entrata. Vincenzo Luongo, cavalli agli ordini dello starter. D'Ambroso a contatto di Ballotta. Luongo controllare il primo nastro per la distanza, grazie. Venite avanti lentamente, aspettate pronti per girare. Aspettate il pronti, non girate. Avanti D'Ambroso, avanti D'Ambroso, avanti D'Ambroso. Aspettate il pronti per girare. Pronti. 1, 2, 3. Buono il segnale. Prende il comando Saxa S dal 5 davanti a Tommy. Poi vediamo incuniarsi terzo Naxos davanti a Tenastric sì. Poi Rob Mabel che è partito quinto, intanto mette subito buon ritmo Roberto Andraghetti, 15,5 con partenza da fermo col filo di Andoverall, seconda posizione per Tommy, poi a distanza il rientrante Naxos, seguito da Tenastrixi, Rob Mabel, poi gli altri con in coda Simia Spritz. Seconda curva sempre in vantaggio Saxa S davanti a Tommy. Poi Naxos in terza posizione a precedere Tenastrixi. Nessuno avanza, accenna ora Gianvito D'Ambroso a spostare con Rob Mabel, tanto van via i 600 metri in 47 tondi tondi. Rob Mabel all'esterno, pedinato dal penalizzato Sharon Pride, ma Success mantiene buon ritmo. Frazione davanti alle tribune in 15 secco, sempre Tommy in seconda posizione davanti a Naxos e Tenastrixi, intanto ci prova Rob Mabel all'esterno ad avanzare. Siamo ormai in prossimità del paletto che segna il primo chilometro passato in 1.17.4. Success su Tommy e Naxos, all'esterno Rob Mabel e Sharon Pride, retta di là, ancora con Success in vantaggio pedinato da Tommy. Retta percorso in 14 abbondante, poi sempre Rob Mabel che ci prova all'esterno, ma l'andatura di Success non ammette interferenze, ci prova Sharon Pride a accennare la terza ruota, ma Success sembra ancora in buon vantaggio, curva passata in 14,8, retta d'arrivo, Success in netto vantaggio, si stacca Numero da Tommy, 1 Simia poi Rob Spritz Mabel, squalificato. Success viene a dominare con Roberto Andraghetti, seconda posizione con Tommy che si difende da Rob Mabel al quarto Sharon Pride. 1.16.1 la media al chilometro per Success, l'Andoverall della scuderia Limitless, il training di Paolo Pietro Paoli, la quota al totalizzatore da favorito di 2,37.